lodiamo il Signore perché solo Lui merita la nostra lode e la nostra adorazione. Amen. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Oh, no, per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. No, per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo
Grazie per la tua misericordia, Padre. Non avevamo merito, nessun merito, Padre, ma il Signore ha guardato il cielo e ci ha salvato, Padre. Grazie di tutto. Tu sei il consumatore della nostra fede. Tu sei quello che aspettiamo, Padre. Tu sei quello, Dio, che aspettiamo. Noi crediamo nel tuo ritorno, Padre. Noi crediamo nel tuo ritorno, Signore. Noi aspettiamo la tua presenza. Noi aspettiamo la tua presenza qui, Padre. Vogliamo vedere la tua faccia. Vogliamo toccare in te, Signore. Vogliamo abbracciarti. Alleluia. Tu sei meraviglioso. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Tu sei tutto quello che vogliamo, Padre. Alleluia. Alleluia. Le mie candele sono accese. Sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. La Chiesa. Le mie candele
so che parole userai in quel grande giorno. Sarà un grandissimo giorno. Io non ho parole per espressare ma l'unica cosa che posso dire oggi: hai fuoco negli occhi, hai fuoco negli occhi. Io non immaginavo, tu sei bellissimo, Signore, tu sei bellissimo, tu sei molto più di quello che me l'aspettavo. La tua presenza riempie tutto questo luogo, la tua presenza riempie tutti i nostri cuori. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato.
io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, vicino a te, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono il fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, io sono tuo, vicino a te. Io sono tuo, io sono tuo, il fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto Noi siamo il tuo altare, Signore, e vieni a abbracciare ognuno di noi. Vieni, vieni. Oh, oh, oh. Vieni, vieni. Oh, dove sono i sacerdoti? Dove sono i sacerdoti? Fatemi vedere.
alza le tue mani al cielo, dichiaralo, dichiaralo, noi siamo i sacerdoti. Oh, oh, io ho ancora fame, c'è ancora, vieni, 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 io ho ancora, c'è ancora, vieni, vieni, io ho, vieni, brucia, 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 io ho fame, c'è ancora della, vieni, 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 io ho ancora fame, io ho ancora fame di te, fame di te, fame di te. Soli sacerdoti, noi che siamo sacerdoti, la fiamma, c'è il fuoco di Dio, il fuoco di Dio, noi che, sacerdoti, la fiamma non si spegne, noi che siamo sacerdoti, noi che, sacerdoti, la fiamma, noi che siamo, noi che siamo sacerdoti, la fiamma, non si spegnerà, noi che siamo, vieni, vieni, Shore Banaka, Saka, alleluia, 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 l'inferno trema in questo momento, la fiamma, e la fiamma bruci in noi, bruci in noi, bruci in noi, Spirito Santo di vita, ma vieni, vieni a guarire, vieni a salvarci, Signore, e noi che siamo i tuoi sacerdoti, Signore, siamo qui, Signore, davanti a te, vogliamo sempre di più la tua presenza. E la fiamma non si spegnerà. Non si spegnerà. Il fuoco nei tuoi mi ha fatto, bruciando, 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 bruciando tutti. Adorala con la tua voce, con le tue parole, con
la tua canzone unica, unica. E ruggisca i leoni che la terra cade e davanti alla ruggisca i leoni che la terra davanti alla maestà di Gesù. E ruggisca i leoni che la terra davanti alla di ruggisca la terra davanti alla Dio, ruggisca la terra davanti alla di Gesù. Ruggisca il leone che la terra alla maestà di Gesù. Ruggisca che la terra crema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone che la terra crema davanti alla di Gesù. Ruggisca il leone che la terra crema davanti alla di Gesù. Davanti alla maestà, davanti a te ogni ginocchio si piegherà. Davanti a te ogni ginocchio si piegherà. Io sono, sei tu, Padre, Yahweh, El Shaddai, Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, il poderoso. Oh, il leone della tribù di Giuda. Grazie Padre. Grazie Padre per questa serata, Signore, che ci ha dato la possibilità di adorare il Tuo nome. Peccatori che siamo, ma siamo stati salvati dal Tuo sangue mediante la croce. Per quello ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per ogni cosa che ci dai, per tutto ciò che fai per noi, per quello che hai fatto per noi e per quello che ancora farai per noi. Noi siamo come figli Tuoi qui davanti a Te, arresi a Te, perché sappiamo che non c'è nessun altro come Te, non c'è nessun altro guaritore come Te, non c'è nessuno degno della nostra lode come Te. E vogliamo sempre riconoscere chi Tu sei, il degno, il degno, il degno. Tu sei degno, Senhor. Tu sei degno di todo onore, di toda glória, de toda a nossa adoração. Tu sei degno, Padre.
Senhor, eu te chiedo, Senhor, em nome de Jesus, Padre, que esta fiamma, Padre, não venga, Senhor, mai spegnere, Senhor. Não lascia, Senhor, não lascia que esta fiamma venga spegnere, Senhor, dentro de nós, dentro do nosso cuore, Padre, mas que nós possamos, Senhor, bruciare, Senhor, notte e giorni, Senhor, pela tua presença, Senhor. Senhor, aiuta-te, Senhor, a bruciare, Senhor, aiuta-te, Senhor, a trovare ogni giorno, Senhor, la legna, Pai, la legna giusta, Senhor, per bruciare per te, Padre. E Spirito Santo de Dio, io ti chiedo, Padre, che questa fiamma, Padre, non si spenga, Senhor, non lasciare, Padre, non lasciare spegnere questa fiamma dentro di noi, Padre. Dio, in nome di Gesù, Senhor, in nome di Gesù, Padre. Senhor, questa sera, quando nós eravamo lì nella sala di intercessione, Senhor, ti ha dato una parola che ha bruciato il mio cuore durante tutta la settimana, che noi stavamo leggendo un libro, 1 Giovanni, e la frase che Giovanni diceva sempre: sono la voce che clama nel deserto. Que nós possamos ser questa voce, que nós possamos ser questa voce in questa nazione, que nós possamos ser questa voce dentro da nossa casa, que nós possamos ser questa voce que clama pela presença de Dio, que clama pela presença de Dio nella nostra vida, e que questa fiamma non venga mai spegne, ma che possa bruciare dentro di noi notte e giorno. Questo è il momento della 10ª offerta, e io voglio pregare con voi in questo momento, perché tu possa portare la tua offerta, che tu possa portare la tua 10ª con gioia, con lo stesso bruciore che bruciava prima, quando tu lodava il Signore, che tu possa bruciare ancora con la tua 10ª, con la tua offerta. Noi oggi avremo una cantina, la cantina è quelli che vendiamo qua, sarà tutto per missione. Noi sosteniamo una missionaria che è una persona non straordinaria, ma molto di più. È una persona che brucia per Dio. Quella è una persona che noi possiamo dire che veramente lei brucia per Dio, lei brucia per l'anima, lei brucia per tutto quello che porta il nome del Signore, e noi possiamo aiutare questa persona a portare ogni giorno di più la parola del Signore, il suo aiuto, perché lei parla senza aprire la bocca, perché la sua testimonianza è viva, è Cristo vivo in lei. Quindi quando tu prendi oggi una coxinha, quello che c'è nella cantina, ricordati che tu non stai facendo per te, ma che tu stai facendo per portare la parola di Dio nel mondo. Dove noi non andiamo, la nostra missionaria vai. Amen. Abbiamo anche il nostro cesto che stiamo facendo lì, è 5 euro il numero. Se tu non hai preso, prendi ancora, perché facciamo l'estrazione. Amen. Preghiamo insieme. Prendi la tua 10ª, la tua offerta, preghiamo insieme. Signore, io voglio, Signore, ringraziarti, Padre. Io voglio ringraziarti per ogni vita, Padre. Io voglio ringraziarti, Signore, per ogni cuore donatore, Padre. Io voglio ringraziare per ogni famiglia, Padre, che tu, Signore, ogni giorno ha sustentato, Padre. Ogni giorno, Signore, ha provveduto, Signore, con mangiare, con lavoro, Signore, con il vestito, Padre, perché noi siamo qua, Signore, oggi per la tua grazia, la tua misericordia, Signore, perché tu non hai lasciato, Signore, partire fame, freddo, Signore, ma noi siamo qua, Signore, per la grazia di Dio, per onorarti, Signore, per dirti, Signore, che noi ti amiamo, quanto tu sei buono, quanto tu sei maravilhoso, Padre, che noi possiamo, Signore, attraverso la nostra 10ª, la nostra offerta, Padre, poter aiutare questa chiesa, poter aiutare
questa città, Padre. Signore, noi abbiamo bisogno, Signore, di portare la tua parola, Signore. Noi abbiamo bisogno, Signore, di fare, Signore, conoscere, Signore, il tuo nome, Signore. E tutto, Signore, noi sappiamo che ha un custo, ma noi sappiamo, Signore, che tu sei il nostro Dio, Re del Re, Signore del Signore. Io ti peço, Signore, che tu possa benedire ogni casa, ogni família, Senhor, ogni, Senhor, stipendio, Padre, que tu possa, Senhor, provvedere, Senhor, em ogni cosa, Padre, Senhor, tutto quello che i tuoi figli hanno desiderato, que tu possa, Senhor, realizare, Senhor, perché loro venga a credere, Senhor, que tu sei il nostro Senhor. Em nome de Jesus, eu te ringrazio. Amém. Aleluia! C'è un popolo di Dio qua? Amém? Glória a Dio. Se o musicista for no sonário, pode não continuar com a sonário. Não c'è problema. Aleluia.
Prima di predicare volevo dargli gli avvisi che c'è un solo, vero? C'è un solo avviso. Nostro in casa mercoledì e in tutte queste zone di Verona. Quindi trovate una zona che è più vicina a voi e partecipate da questo bellissimo progetto di Dio per questa città, per questa nazione. In casa è un progetto di Dio per questa città. Amém? É trasmettere l'Evangelho di Dio in tante zone di Verona e questo genererà tante vite nuove per il regno di Dio. Amém? 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 Volevo dire che io sono salita e volevo dire che non dovevo predicare io oggi. Però io penso una cosa, se io sono qua è perché Dio vuole che io predichi oggi. Noi dobbiamo accettare quando Dio vuole che siamo noi. A volte i piani nostri sono uno, ma quello di Dio è un altro. E quindi io non sono qua perché ho voluto io, perché ho voluto Enrico, ma perché ha voluto Dio che io trasmettessi questa parola. Anche se ogni volta che noi trasmettiamo la parola, noi siamo nervosi, noi siamo agitati, perché è una responsabilità molto grande. Ma io credo che Dio chiama e aiuta e ci direziona come vuole Lui. E io credo che Dio ha una parola per noi questa sera, non solo per voi, ma anche una parola per noi. Dopo tanto tempo che non predico di sabato, oggi predicherò qua, ma non predicherò solo qua, dopo di qua andrò a predicare in una veglia. Quindi, dopo tanti anni, Dio mi ha fatto dopo tanti mesi, Dio mi ha fatto predicare 2 volte di seguito. Così imparo a dire di no, vero? Amen? Padre, io voglio pregare in questo momento, Signore. Voglio pregare per la Tua parola, Signore. Voglio pregare per quello che il Signore vuole trasmettere in questa chiesa, Gesù. Signore, Tu sai quello che hanno vissuto questa settimana, Tu sai quello che stanno vivendo. Lo sai, Signore, quella parola che loro hanno bisogno di ascoltare, Signore. Signore, il Signore è colui che conduce, il Signore è colui che direziona, il Signore è colui che ci aiuta in ogni circostanza, in ogni momento. Signore, chiedo questa sera di guardare la necessità della Tua Chiesa, Signore. Quello che loro pensano, quello che loro hanno bisogno, quello che loro stanno vivendo, il loro combattimento, Gesù. Io non li conosco, Signore, ma il Signore li conosce. E quindi questa sera, Signore, che la Tua parola sia trasmessa ai loro cuori, che la Tua parola possa essere, Signore, una freccia, un dardo, Signore, che raggiunge il loro cuore, Signore. Non sia io, Signore, ma sia la Tua parola, Signore. È ciò che ti chiedo questa sera, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. C'è qualcosa che sta bruciando nel mio cuore ultimamente e penso che lo sapete un po'. È qualcosa che mi brucia sempre nel mio cuore, però quest'anno Dio ha cominciato parlando di questo, Dio ha cominciato direzionandoci in questo. E quando noi ci muoviamo in questa direzione, lo Spirito Santo comincia a lavorare insieme a noi, lo Spirito Santo comincia a comandare i Suoi angeli per agire insieme a noi. Va bene così questa notte? Lo Spirito Santo comincia ad agire insieme a noi. Io so che il Signore ha un progetto per questa chiesa. Non è un progetto che nasce nel nostro cuore, ma è un progetto che nasce dal cuore di Dio. E quello ciò che il Signore mi sta parlando a quest'anno e sta parlando con la sua chiesa è di costruire. Chi costruisce, chi lavora in costruire casa, sa che per costruire non si fa da un giorno all'altro. Per costruire non si può fare o cominciare oggi e finire domani. È un processo, è un lungo processo di mettere fondamenta e di costruire, mettere un tijolo, un mattone dopo l'altro. Questa è la costruzione. E il Signore ha cominciato fortemente a parlare. E non ha parlato di conquistare, ma ha parlato di costruire una conquista. E quando noi parliamo di costruire, noi non possiamo ricordarci di un'altra persona che Neemia. Neemia è stato un grande uomo usato da Dio per costruire, per mettere e chiudere brecce che c'erano e che nessuno aveva il coraggio di fare questo.
E Neemia ha deciso di fare questo passo. E io voglio leggere con voi un pezzo della storia di Neemia, nel capitolo 1 di Neemia. Neemia abitava nel castello, era lì nel castello tranquillo. La Bibbia dice che lui era coppiere del re, ma lui non c'era bisogno di muoversi perché lui aveva già una stabilità in quello che faceva. Lui non lavorava in qualsiasi posto, lavorava al castello. Ma c'è qualcosa che ha infastidito Neemia. E questo è il tema di questa predica questa sera: infastiditi. Infastiditi. È ciò che avete sentito. Il tema di questa predica è infastiditi. Perché io ho capito una cosa: nessuno sistema qualcosa se non è infastidito da quello. Nessuno pulisce una cosa se non dà fastidio. A me dà fastidio quelle cose là che stanno cadendo. Voi dà fastidio? Tra un po' io salgo e chiudo. Quello lì mi dà fastidio. Però a voi non dà fastidio, então non avete mai pensato di chiudere quello lì. A me è qualcosa che dà molto fastidio. E c'era qualcosa che infastidito Neemia. E ogni volta che noi ci infastidiamo con qualcosa, non pensare che noi infastidiamo perché noi dobbiamo urlare a tutti: guarda, dovete sistemare questo. Quando noi ci infastidiamo, perché voi non avete notato quello, ma io avevo notato. E se io non dirò, Enrico non infastidisce niente di quello lì, a me infastidisce, quindi io voglio incollare quello lì perché mi infastidisce quello. E nessuno mette a posto qualcosa che non gli dà fastidio. Nessuno comincia un lavoro in cui lui lo pensa: se io sistemo questo, questa cosa mi smetterà di infastidirmi. E Neemia ha sentito questo fastidio. Neemia era lì nel castello e ha saputo che le mura di Gerusalemme erano tutte bucate e distrutte. E ha saputo che il popolo era in miseria. E ha saputo che la situazione non era buona. E la Bibbia dice che lui si è seduto e si è rattristato, si è infastidito da questo. Io voglio leggere il versetto 2 con voi, che dice così: Anania, uno dei miei fratelli, e alcuni altri uomini arrivavano da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati superstiti della deportazione e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi dissero: i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in grande miseria e nella umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano piene di breccia e le sue porte consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi a sedere, piansi, feci cordoglio per parecchi giorni, digiunai e pregai davanti all'Iddio del cielo. Quando lui ha sentito quello che succedeva, lui non c'era nessun bisogno di muoversi, ma quello le ha infastidito. Quello gli ha creato un fastidio nella sua mente. Quello ha cominciato a incomodare, quello ha cominciato a bruciare dentro del suo cuore. E quest'anno noi stiamo parlando questo, di costruire, ma non pensare che soltanto parlare in chiesa cambierà qualcosa. Non pensare che soltanto quando noi predichiamo qua, tu ascolti quello che predichiamo, vai a casa, non cambi niente, non sistemi quello che deve essere sistemato. La costruzione si farà da solo, non si farà da sola. Noi abbiamo bisogno di cercare di tappare i buchi, le brecce delle mura. Noi abbiamo bisogno di fare un movimento, noi abbiamo bisogno di rattristarsi, perché quando la nostra vita è piena di buchi, o piena di desolazione, o piena di miseria, noi dobbiamo sentire un fastidio, essere infastiditi da quello che stiamo sentendo e dire: ho bisogno di gestire questa situazione e di metterla a posto. E è questo che Neemia ha sentito un fastidio nella sua anima.
Ma noi sentiamo la storia di Neemia molto, a volte, molto riassunta. A volte noi pensiamo, Neemia ha sentito che le mura avevano le breccia e è andato a costruire in 52 giorni. Ma non è successo così. Lui non ha sentito oggi, era tristato oggi. E domani ha detto, vado a ricostruire. Qua nel versetto primo dice che nel mese di Chisleu, io sono andata a cercare, mi sento ricco in questo momento, io sono andata a cercare e tra il mese di Chisleu e il mese di Nissan, dove lui comincia a costruire le mura, sono passati 4 mesi. Non era da un giorno all'altro. Lui si era attristato, si è seduto. Dopo essere attristato, lui non è rimasto triste. Perché quando qualcosa ti infastidisce e noi rimaniamo solo tristi, e il giorno dopo noi passiamo da un'altra tristezza, perché adesso va di moda questo, noi vediamo nell'internet una cosa oggi ci rattrista, domani vediamo una cosa oggi, tutti pubblicano la stessa cosa. Tutti sono tristi per la stessa cosa, tutti piangono per la stessa cosa. Domani c'è un altro problema. Tutti che sono lì a parlare dello stesso problema, tutti a piangere dello stesso problema, tutti sono infastiditi, tutti sono tristi. Ma quanti si muovono per gestire questa situazione di tristezza? Quanti veramente si alzano e dicono, questo dipende anche da me? Quanti si alzano e dicono, quello che stanno facendo oggi, quello che stanno usando, quello che stanno dicendo, dipende anche da me. Io mi alzerò e chiuderò queste brecce. Io mi alzerò e ricostruirò quello che stanno distruendo. E va di moda oggi essere infastidito per qualcosa, ma a volte noi non siamo infastiditi, noi siamo fastidiosi. Perché giorno e notte noi continuiamo a pubblicare qualcosa, e diventiamo anche fastidiosi, non più infastiditi, perché quando noi ci infastidiamo, ci sentiamo incomodati da qualcosa che ci distrugge la calma, la tranquillità, questo continua. E Neemia non si era attristato oggi e domani, lì è passato, dopo 4 mesi, Neemia ancora aveva lo stesso sentimento di tristezza per quello che stava succedendo. E quindi quando noi ci sentiamo veramente infastiditi, non una moda che vai e passa, non una cosa che viene e ti brucia oggi, domani brucia un altro, domani brucia un altro, e noi viviamo di emozione continua, qualcosa che veramente costruiamo. A Dio mi fa bruciare per i bambini. Domani tu cercherai di aiutare i bambini, tu cercherai di predicare per i bambini, tu cercherai di fare qualcosa per i bambini, tu cercherai di creare un movimento per aiutare questi bambini. Dopodomani non ti deve bruciare un'altra cosa, dopodomani un'altra cosa. Neemia aveva una missione e questa missione li infastidiva ogni giorno. Il Signore ci ha messo in Italia con una missione. E quanti siamo infastiditi da questa missione? Quanti siamo qua a cercare lunedì di compiere questa missione? Quanti siamo qua a alzare e dici, eccomi, sono qua. Settimana scorsa c'era una bambina di 3 anni qua. E sai che cosa mi ha infastidito? Non la bambina, perché non dobbiamo infastidirci dei bambini. I bambini sono una benedizione del Signore, vero? Noi dobbiamo infastidirci che non abbiamo un posto perché questi bambini possano stare tranquilli. Perché noi abbiamo a volte difficoltà di concentrarsi nella parola. Non possiamo chiedere questo a un bambino di 3 anni.
Non possiamo chiedere questo a un bambino di 2 anni. E quindi dobbiamo infastidirci non di bambini che sono in chiesa. Noi dobbiamo infastidirci che non abbiamo ancora un luogo adatto perché questi bambini possano essere presi cura, possano fare anche il loro culto, possano, le mamme possono stare tranquilli. Qualcosa deve infastidirci, ma quando sentiamo questo fastidio non è perché Dio sta dicendo, vai lá e dici a qualcuno che deve fare questo. Quando noi cominciamo a sentire un fastidio così grande, è perché Dio sta dicendo, come ha detto a Neemia, vai e lo fai tu. Ma tu puoi dire, io non sono nessuno, non sono una pastora, non sono il pastore, non sono nessun leader. Noi non stiamo parlando qua. Noi non stiamo parlando di un sacerdote, noi stiamo parlando di Neemia, un copiere del re. Un copiere che si è sentito infastidito per qualcosa. Versetto 5 dice così. Leggo ancora il versetto 4 per collegare. Quando udì queste parole, mi misi a sedere, piansi, feci cordoglio per parecchi giorni, digiunai e pregai davanti l'Iddio del cielo. Neemia non era un uomo potente, ma lui serviva a un Dio potente. Lui poteva non essere nessuno, ma il Dio che lui serviva poteva fare qualsiasi cosa che lui non poteva fare. Il versetto 5 dice così: e dici, ó eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Le tue orecchie non si attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo, che rivolgo adesso davanti a te, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, peccati che noi abbiamo commesso contro di te, che io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Noi ci siamo comportati malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu desti a Mosè, tuo servo. Qua Neemia fa una cosa molto significativa. Lui non dà la colpa a Dio. Lui non arriva da Dio e dice: Dio, perché tu hai permesso che al tuo popolo succedesse questo? Dio, perché tu hai permesso che ancora una volta il tuo popolo vivesse nella miseria e nella tribolazione e nella difficoltà? Perché ancora una volta tu hai permesso questo? Neemia ha detto: Dio, noi siamo agiti malvagiamente contro di te. A mia casa, lui non ha detto loro, a mia casa, i miei padri, i miei fratelli, la mia famiglia, il tuo popolo ha agito malvagiamente contro di te. Non è colpa di Dio. Non è colpa di Dio. Non è colpa di Dio se le mura sono distrutte. Non è colpa di Dio. E Neemia lo sapeva di questo. E Neemia non è arrivato a Dio, ha onorato Dio. A volte noi sappiamo che qualcosa succede nella nostra vita. Qualcosa di difficile succede nella nostra vita, qualcosa di struggente succede nella nostra vita e noi diciamo: Dio, perché tu hai permesso questo? Ma molte delle volte noi abbiamo scelto le cose sbagliate a quelle giuste. Noi abbiamo scelto a dare orecchio a tutto altro, alla volontà dello Spirito Santo. A volte noi ascoltiamo la voce di Dio, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non lo facciamo. E Neemia ha innalzato il nome di Dio. È il momento in cui lui era molto triste. È il momento in cui lui stava soffrendo. E la Bibbia dice che lui si era attristato per tanti giorni. E nel capitolo 2 tu vedrai che lui arriva davanti al re ancora triste. Così triste dopo 4 mesi che il re percepisce la sua tristezza. Non gli era passato, ma lui non ha dato la colpa a Dio. Esistono tante cose che noi dobbiamo guardare dentro di noi, capire e dire: Dio, la colpa non è tua, ma aiutami a ricostruire. Aiutami, Dio.
a rialzare e a tappare queste buche. Aiutami, Dio, a fare con che questo popolo, a restaurare la vita, non soltanto queste mura, ma la vita spirituale di questo popolo che ha peccato contro te e si è allontanato da te. Aiutami, Signore. E quante delle volte noi dobbiamo arrivare dal Signore e dire così: Signore, perdonami, Signore. Perdona se mi sono allontanato, perdona se ho peccato, perdona, Signore, se ho dato più importanza a ciò che non era importante, che è la tua presenza nella mia vita. Perdonami, Signore, che se io ho lasciato le cose per piccole cose. Perdonami, Signore, se mi sono allontanato per piccole cose. Perdonami, Signore, se non ho fatto la cosa giusta nel momento giusto. Perdona anche la mia famiglia, Gesù. Perdona anche i miei padri, i miei fratelli. Tu puoi fare questo davanti al Signore e dire: Signore, io riconosco quello che ho fatto. Io riconosco, Gesù, ma aiutami, Signore, a ricostruire di nuovo quello che è stato distrutto. Aiutami a ricostruire le porte, aiutami a tappare le brecce, aiutami, Signore, perché tu sei un Dio potente e tu lo puoi fare, Signore. Versetto 11 dice così: ó Signore, ti prego, le tue orecchie siano attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che hanno a cuore di temere il tuo nome. Concedi oggi, ti prego, buon successo al tuo servo e fa che ele trovi pietà agli occhi di quest'uomo. Allora io ero un coppiere del re. Nel capitolo 2 noi troviamo qua che Neemia va davanti al re. E il versetto 2 dice così: e il re mi disse davanti, perché hai l'aspetto triste? 4 mesi dopo Neemia aveva ancora l'aspetto di tristezza, non gli era passato il fastidio che gli era stato dato, non gli era passato. Quindi quest'anno, quando noi dichiariamo che noi dobbiamo costruire, qualcosa deve bruciarci dentro, perché senão noi non cominceremo. Qualcosa deve cominciare a lavorare dentro di noi, perché senão noi non cominceremo. E io ho già passato tante cose in questa chiesa, ho già visto persone venire, persone andare. Eu já visto persone che noi abbiamo messo tutta la nostra fiducia, che si sono andate, ma noi confidiamo nel Signore, perché il tempo della costruzione Dio invierà le persone giuste per costruire. E non pensare che a volte situazioni che succedono intorno a noi, non pensare che a volte le situazioni che ci rattristano, non pensare che a volte situazioni che ci rallentano ci devono fermare, perché Neemia non è rimasto nella sua tristezza. Non è che noi non possiamo essere tristi, fratelli, non è che noi non possiamo avere questo sentimento di tristezza. 2 o 3 settimane fa io ero così triste, e avevo il mio cuore a pezzi. E ho detto: Dio, ma perché questo? E io, sai quel giorno che tu perdi la gioia, l'allegria? Però il Signore ha i suoi modi di parlare con noi. Il Signore ha i suoi modi di parlare con noi. E quel giorno noi avevamo una visita da fare. Prima abbiamo lasciato i bambini a scuola e siamo passati in chiesa a prendere qualcosa, non mi ricordo. E quando noi siamo arrivati, noi abbiamo visto la macchina della sorella Goia qua davanti. Era lì 8:30 di mattina, la sorella Goia era qua dentro. E lei non ha visto che noi eravamo qua, non ha visto che noi dovevamo entrare. Lei non ci ha visto. Lei aveva chiuso la porta a chiave,
Noi abbiamo aperto la chiave e siamo entrati piani perché non volevamo spaventarla, non volevamo che lei ci vedesse, prendesse così paura. Ma quando eu sono entrata in cucina, lei era lì con la sua musichetta. Quel giorno penso che c'era meno 3 gradi. Lei era lì com a sua musichetta a lodare in nome del Signore. E la gioia del Signore è invaso il mio cuore. La presenza del Signore è invaso il mio cuore. E il Signore mi ha detto: la mia allegria è la tua forza. E poi io ho chiesto: ma perché sei da sola qua? Lei mi ha risposto così: perché le sorelle non potevano venire oggi, potevano venire solo venerdì, ma questa sera c'è il raduno degli uomini in chiesa e io non voglio che la chiesa sia sporca quando gli uomini si raduneranno per pregare qua. E questo mi ha rallegrato il cuore. E lei mi ha raccontato che c'era così freddo che lei ha messo a bollire l'acqua e lei puliva un po' e metteva la mano nell'acqua calda per continuare a pulire la chiesa. E questo predica a noi più di qualsiasi parola. Questo predica a noi, parla a noi più di qualsiasi cosa. Ci sono persone che sono molto buone, molto bravi a parlare, ma non sono bravi a predicare con la sua vita. Ci sono molte persone che sono bravi a dire andiamo, ma non hanno un cuore, un pensiero così dell'opera del Signore. Lei ha pensato: questa sera ci sarà il raduno degli uomini e io non voglio che la chiesa sia sporca. E lei aveva fatto 12 ore di notte. Si era uscito dal suo lavoro, è venuto direttamente in chiesa. E questo predica a noi. E subito una forza di Dio ha raggiunto il mio cuore. Subito Dio ha cominciato a ministrare il mio cuore. Perché ogni cosa che noi facciamo per il Signore c'è un valore immenso. Lei non sapeva che noi saremmo venuti qua, e se noi non fossimo venuti qua nessuno l'avrebbe vista. Esistono costruzioni. Neemia ha costruito 4 mesi prima di cominciare a costruire. Neemia ha fatto 4 mesi prima di cominciare a costruire. A volte noi vogliamo cominciare a costruire da un giorno all'altro, non ci hanno fatto quello che abbiamo voluto noi, allora usciamo dalla chiesa. Non hanno agito come hanno voluto noi, allora. A volte noi non siamo infastiditi, noi siamo fastidiosi. A volte noi siamo fastidiosi. Fastidiosi. Perché a volte noi vogliamo comparare le cose. Perché non è, io sono abituato così. Io sono qua. Neemia era tranquillo nel luogo dove era lui. Non c'era bisogno che lui si alzasse. Ma Dio ha chiamato lui e lui l'ha fatto. E Dio ci chiama ad essere coraggiosi in questo tempo e non essere fastidiosi. E Dio ci chiama ad essere infastiditi e muoverci in direzione a questo. E guardare Lui. Guardare Lui. Perché se tu guardi me o guardi tuo fratello, tu cadrai. Perché nessuno di noi è perfetto. Ma Dio lo è. Forse domani tu non vedrai persone che sono oggi qua, ma Dio ci sarà sempre qua. La presenza di Dio sarà sempre qua. E chi ha cominciato la buona opera in questa chiesa sarà fedele per compierla. Il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere che un'afflizione nel cuore. Allora ebbi grandissima paura.
Allora lui ebbe grandissima paura. A me piace questa verità della Bibbia. A me piace leggere questo. Perché le cose straordinarie di Dio non nascono in un giorno che Dio ha decretato a un giorno che comincia tutto a essere straordinario. Mi alzo questa mattina, il giorno dello straordinario è oggi. No, non è così. Il giorno dello straordinario è un giorno comune come qualcun altro. Il giorno dello straordinario è un giorno uguale a tutti gli altri. Ma Dio ha decretato che lì è l'inizio di qualcosa di grandioso. È il re che notava, pensa che questo coppiere doveva essere una persona molto buona, perché il re ha guardato questo coppiere. Lui ha visto che lui era triste, lui conosceva lui sapeva chi era. Ma lui aveva pregato per 4 mesi, perché prima di andare a parlare con il re. Versetto 3 dice così: e disse a re, viva il re per sempre. Noi vediamo qua un portamento, un'educazione, un modo di essere, una saggezza. Noi vediamo qua una persona che abbia rispetto per l'autorità. Che cosa è che dice i tuoi padroni da te? Cosa dicono i tuoi pastori da te? Cosa dicono i tuoi leader da te? Cosa dicono? Cosa hanno detto i tuoi ex pastori da te? Cosa non dicono i tuoi ex padroni da te? Cosa dicono le persone da te? E disse il re, viva il re per sempre. Come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate? E il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Poi rispose al re. Sai che a volte le costruzioni smoronano perché noi non comprendiamo il processo di tutte le cose. Allora io pregai al Dio del cielo. Il re le ha chiesto e lui non ha cominciato a vomitare tutte le cose. Perché guarda che cosa è successo nella mia città. Guarda perché questo, perché avete fatto questo, perché avete fatto quell'altro. Perché avete agito così, perché avete così. Lui ha detto, allora io pregai al Dio del cielo e poi io ho risposto al re. E lui non ha detto niente al re di guarda non mi dovete niente. Non ha buttato sul re colpe o qualcosa che loro dovevano fare. Ma lui ha risposto così al re. E disse al re, se questo piace al re, il tuo servo, e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io la costruisca. È bellissimo questo versetto perché lui si offre per andare e costruire. Lui dice, manda me. Questo mi sta infastidendo me. Questo non sta infastidendo altre persone. Mi sta infastidendo me. Mi sta dando fastidio. Allora se mi dà fastidio a me, manda me. Allora se questo mi disturba il cuore, manda me. Lui si è messo in prima linea. Lui si è messo in prima linea. È questo che ha fatto la sorella Goia quel giorno. Ha saputo che qua c'era una chiesa sporca e non ha chiamato me e detto guarda pastore, la chiesa è sporca. Eu non avrei neanche saputo, ma ha preso una decisione e ha detto io ci vado, Signore, perché per me è importante che la chiesa sia pulita. Per me è importante che gli uomini arrivino lì e ci sia una chiesa pronta. Per me è importante che non siano i bagni sporchi, non ci siano sportizie per terra. Manda me, Gesù, manda me.
É questo che fa quando il nostro cuore è infastidito di qualcosa. Noi ci mettiamo in prima linea, diciamo: Signore, eccomi, eu já pianto, eccomi Signore, mi sono già infastidito, questo mi sta facendo dolore, mi sta attristando. Posso andarci io? Posso andarci io? E il re che aveva la regina seduta accanto mi disse: quanto durerà il tuo viaggio? E quando ritornerai? La cosa piacque al re, ele mi lasciò andare e io gli fissai un termine di tempo. Guarda che non sto riuscendo neanche a leggere la mia cosa qua, non so. Guarda quanto è importante questo. Lui non solo si è messo a disposizione, lui non solo si è sentito infastidito, ma in questi 4 mesi non è stato lì con le mani in tasca così. Adesso come facciamo a ricostruire? Quando lui è arrivato davanti al re, lui aveva una strategia. Lui aveva una strategia di ricostruzione. Non ha puntato: guarda che le mura sono distrutte. Guarda che lì è sporco. Guarda che questo si deve fare. No, in questi 4 mesi, anche se era triste, lui ha cominciato a creare una strategia di ricostruzione. Perché a volte noi chiediamo al Signore: Signore, manda me, Signore. Ma non ci prepariamo per la battaglia, non ci prepariamo per quando arriva il sì che il Signore ci manderai. Non ci prepariamo per quando il Signore ci dirà: eccoti, tu sarai inviato. Non ci prepariamo per questo e stiamo lì ad aspettare. Ma perché il Signore non mi sceglie? Ma perché il Signore non mi sceglie? Tu hai cominciato a creare strategia per vincere e per ricostruire la sua battaglia. Tu hai cominciato a creare strategia per ricostruire il tuo matrimonio. Tu hai cominciato a creare strategia perché i tuoi figli amino la Chiesa. Tu hai cominciato a creare un ambiente di adorazione dentro la tua casa perché i tuoi figli amino adorare il Signore. Tu hai cominciato a preparare l'ambiente finché i tuoi figli non amino la casa del Signore. Tu hai cominciato a preparare l'ambiente perché tuo marito, tua moglie e tuo matrimonio sia ricostruito. A volte piangere a Dio e dire: Dio, ma perché questo? Quando noi piangiamo a Dio, noi anche dobbiamo creare una strategia. E Neemia ha chiesto 3 cose. Ha chiesto di tornare a Gerusalemme. Fai me tornare a Gerusalemme, manda me. Ha chiesto anche che il re gli desse delle lettere che lo proteggessero, perché li lasciassero passare. E ha chiesto anche materiali per ricostruire. Lui aveva una strategia, non lo so cosa fare, adesso andrò lì e vedrò come fare. Non, lui sapeva già come fare. Dio ha progetti per noi. Ma a volte Lui sta aspettando che noi ci posizioniamo e cominciamo a scrivere questo. E come lo faremo questo? E come vinceremo queste battaglie? E come noi ricostruiremo questo? Perché non si può ricostruire qualcosa se non c'è materiali. Non si può costruire una cosa se si passa davanti all'inimico, il nemico ti uccide. Non si può ricostruire una cosa se tu non hai permesso di andare. Non si può. Deve essere disposto, deve avere i materiali, deve avere la protezione. Che oggi tu possa chiedere al Signore di inviarti, di proteggerti e ti dare il giusto materiale per ricostruire. Non andare con le mani in mano, pensando che Dio lo farà senza che tu ti metta a disposizione per costruire. Dobbiamo avere una strategia quest'anno. E il Signore ti ha chiamato per costruire. E i cieli si stanno muovendo. E i cieli si stanno muovendo più di quello che pensate, più di quello che immaginate.
È bello che qua Neemia, quando arriva a Gerusalemme, la Bibbia dice che lui non aveva detto a nessuno, e lì ha esposto, nel luogo di battaglia, nel luogo di costruzione, ha esposto i suoi piani. Allora noi ricostruiremo questo. Che pazzia! Chi sei tu? Sei solo un coppiere? No, io sono qualcuno che è infastidito di queste muraglie che sono rotte. E quando noi siamo infastiditi di qualcosa rotto, Dio ci sta chiamando per alzare e ricostruire, senza paura, senza lasciare che la paura distrugga i progetti del Signore. E quando Neemia ha cominciato il suo lavoro, quando Neemia ha cominciato il suo lavoro, non pensare che è andato tutto liscio, è andato tutto bene, è andato wow, non c'è nessuna opposizione, non c'è nessuno che viene incontro di me, non c'è nessuno che dirà niente, non c'è nessuno che... Perché Dio mi ha mandato, e se Dio mi ha mandato, allora l'inferno cadrà per terra e nessuno verrà contro di me. Se esiste una protezione nella tua vita, nessuno ti può toccare, però il nemico si alzerà lo stesso. Non pensare che il nemico non si alzerà contro la tua vita. Non pensare che quando Gesù era nel deserto, aveva digiunato per 40 giorni, chi gli è apparso? Satana. A volte noi pensiamo che siamo invincibili, indistruttibili, intoccabili, perché noi siamo credenti, perché Dio ci ha scelto. Não, o inimigo é l'opposizione ogni giorno. Più tu sei certo, più tu ti alzi, più il nemico cercherà di fermarti. Più Dio ha un proposito nella tua vita, più tu ti muovi, più tu stai costruendo, più il nemico cercherà di distruggere quello che tu stai facendo. E Neemia ha trovato due fastidiosi, non infastiditi, ma fastidiosi nel suo cammino: Sanballat e Tobia. E Sanballat e Tobia prima cominciato a prendere in giro, a zombare, a ridere di quello che Neemia aveva in piano di fare e sminuire quello che Neemia voleva fare. E è così che il nemico agisce, perché a volte Dio ti dà un piano e Dio ti mette una cosa, una direzione nella nostra mente. Dio dice qualcosa: io ti ho scelto per alzare e fare questo, quell'altro, e tu pensi, ma e se una minima persona, minima, qualsiasi, dice minima cosa contro quello che Dio ti ha detto, a volte noi ci fermiamo, a volte noi smettiamo di costruire per ascoltare la voce di Tobia e Sanballat. A volte noi ascoltiamo e diamo potenza a quelle voci e non diamo potenza a quello che Dio ci ha detto a noi. Ma Neemia, nonostante hanno zombato di lui, hanno riso di lui, hanno preso in giro quello che lui stava facendo 52 giorni. 52 giorni, chi è che... Cioè, hanno detto che raposa, come si dice raposa? Raposa? Le volpi si sederanno sulle mura e le mura cadranno. 52 giorni. Ma Neemia ha continuato. Neemia ha continuato, rideranno dei progetti che Dio ha per te, ma tu devi continuare. Rideranno di quello che Dio ti ha detto, ma tu devi continuare. Rideranno del proposito di Dio, banalizzeranno quello che Dio deve fare nella tua vita, ma tu devi continuare, nonostante quello che il nemico l'ha detto, nonostante quello che il nemico lo fa. E il nemico non cercherà solo di zombare quando il nemico vede che tu continui, nonostante la presa in giro che lui sta facendo. Lui cercherà di distrarti. Lui cercherà di distrarti. Lui cercherà di chiamare la tua attenzione. C'è un momento che è bellissimo qua nel libro di Neemia. Dopo leggete questa storia, perché io sono innamorata. Questa chiesa è cominciata con 52 giorni di Neemia. Questo tempio, noi siamo qua dentro, perché noi abbiamo decretato che in 52 giorni noi siamo entrati qua dentro. È bellissimo questo capitolo. Quando Neemia sta costruendo,
Sanballat e Tobia lo chiamano, dice, dillo a Neemia di venire qua, voleva togliere della posizione di costruzione, perché il nemico a volte non sempre, vuole toglierci dal posto di dove noi stiamo costruendo qualcosa per Dio. Il nemico vuole sempre distrarci e mandarci a un altro posto. Il nemico sempre vuole che i nostri occhi non si fissino a quello che Dio ha per noi. O lui vuole che la tristezza domini il nostro cuore, al punto di noi non riusciamo a muoverci. Ma la tristezza non può dominare il nostro cuore. La tristezza ti deve farci muovere in direzione a proposito di Dio. E Sanballat e Tobia dicono così: dillo a Neemia di venire qua. E Neemia gli rispose: di a loro che io sto facendo un grande lavoro e non posso fermarmi. La distrazione verrà ogni giorno, tutti i giorni il nemico cercherà di comprare le tue mani, i lavori che tu stai facendo. Ma il Signore ti dice: tu stai facendo un grande lavoro e tu non ti puoi fermare. Tu puoi dire questo al tuo vicino: io sto facendo un grande lavoro. Non distrarmi. Io sto facendo un grande lavoro. Ci sono altri uomini nella Bibbia che si sono infastiditi. Noi sappiamo che Neemia ha riuscito a costruire non solo le mura, ha costruito il spirituale di quel popolo. E lui era soltanto un coppiere del re. Lui non era un re, lui non era un sacerdote, non era un uomo che dice io ti ho alzato. Lui era un coppiere del re infastidito di qualcosa che per tutti gli altri era troppo grande, ma per Dio che lui serviva non era. E per il fastidio che gli dava nel cuore non era. Noi troviamo altri uomini che sono infastiditi nella Bibbia. Noi troviamo Mosè, che è stato infastidito di vedere il suo popolo e si è mosso. Noi vediamo Mosè che era infastidito di vedere il suo popolo essere trattato come schiavo e allora si è mosso. Noi vediamo quell'uomo della parabola che era infastidito che la sua famiglia non ci avesse protezione e ha deciso di costruire la sua casa nella roccia. Noi vediamo Dio che si infastidisce del popolo che era distrutto e comincia a costruire un'arca. Tutte le volte che noi ci infastidiamo, noi dobbiamo cominciare a costruire qualcosa che porterà salvezza. L'arca ha portato salvezza. Anche se il mondo possa dire che ha portato distruzione, l'arca ha portato salvezza. L'arca ha portato salvezza. E ogni volta che qualcosa ti infastidisce, tu cominci a costruire qualcosa che porterà salvezza. Cominci a costruire qualcosa che porterà trasformazione. Cominci a costruire qualcosa che porterà cambiamento. Ti immagini oggi quando Dio ti chiede di fare 7 giri in questa Verona? È questo che noi stiamo facendo nel Birani. Potete ridere di noi perché siamo in pochi e ci sembriamo pazzi, ma io sento una potenza di Dio quando sto girando questa città. E siamo al 3° giro e io ho decretato che nel 7° giro le muraglie cadranno per terra nel nome di Gesù. Questa è potenza di Dio. Questo è Dio quando agisce nella vita di un uomo che è infastidito di qualcosa e può essere troppo grande per te oggi, può essere troppo grande per me oggi. Ma se noi preghiamo al Dio tremendo, al Dio altissimo, come è pregato Neemia, Lui è capace di trasformare, Lui è capace di alzare ancora queste mura di Gerusalemme. Dio è capace di costruire e tappare le brecce. Ciò che il nemico ha decretato che era distrutto, Dio ha alzato qualcuno per ricostruire.
E eu decreto questo nella tua vita. Ciò che il nemico ha detto che era distrutto, Dio ha alzato te per ricostruire. Amém? Amém? Tu puoi alzare in piedi in questo momento? Il Signore ci vuole che noi non pensiamo soltanto che noi dobbiamo ricostruire, che noi dobbiamo costruire, ma il Signore ci vuole che noi muoviamo in questo. Muoviamo in questa direzione. Camminiamo in questa direzione. Preghiamo, facciamo strategia di come vinceremo, di come faremo, di come trasformeremo, di come faremo con che questa chiesa abbia tante sale per bambini. Tu hai pensato in questo? Perché noi dichiariamo questo, ma Dio può darci le strategie per fare questo. Dio può darti, Dio può darci, Dio può aiutarci a costruire, Dio può aiutarci a costruire tante sale, Dio può aiutare a costruire tante cose che mancano, che forse ti infastidisce in questa chiesa. Ma non diventiamo fastidiosi. Ci infastidiamo, ma non diventiamo fastidiosi. Ci infastidiamo e costruiamo, perché è questo che Dio ci ha chiamati per fare. E Dio non ha chiamato solo me, Dio ha chiamato una chiesa intera, Dio ha chiamato una generazione intera, Dio ha chiamato una famiglia intera di costruttori. Io sono sicuro che Dio sta mettendo nel tuo cuore qualcosa che ti infastidisce, ma che forse tu non sei ancora mosso in questa direzione, perché tu pensi io sono solo un coppiere da Ra. Ma Dio dice no. Io ti ho chiamato per essere un restauratore di brecce. Io ti ho chiamato per essere un restauratore di mura. Io ti ho chiamato per questo. Amen. Alza la tua mano, preghiamo. Alleluia. Mettiti nella posizione di Neemia questa sera, mettiti a disposizione del Signore. Signore, manda a me, Gesù. Ci sono tante cose da ricostruire, Signore, manda a me. Ci sono tante cose da fare, Signore, manda a me. Ah, Spirito Santo, quello che il Signore mi tocca nel cuore, quello che mi infastidisce, quello, Signore, che brucia dentro del mio cuore, manda a me, Gesù. Manda a me, Signore. E dammi strategia per farlo, Signore. Dammi strategia, Signore, che il mio pensiero sia pieno, Signore. Sia pieno, Signore, di cose che il Signore sta mettendo, Signore. Sia pieno, Signore, di strategie nuove, Signore, di direzioni, Signore. Padre, che abbia una chiesa, Signore, che ci sia una chiesa, Signore, disposti a dichiarare manda a me. Che sia una chiesa disposti ad alzarci, anche se si sentono piccoli, Signore, come siamo tutti noi, come era Neemia, Gesù, e dichiarare, Signore, nessuno lo ha fatto, allora io lo farò. Allora io lo farò, Signore. Dacci strategie nuove questa sera, Gesù. Dacci strategie che ci muovono in direzione a una costruzione di questa città, a una costruzione di un legato che non è mai stato in questa città, a qualcosa di grandioso, di nuovo, Gesù, ma che cominci da me, Gesù, che cominci da noi, Gesù. Cominci a infastidire il nostro cuore, Signore, per il tuo regno, Gesù. Comincia a infastidirci, Signore, quando noi vediamo le sportizie, Gesù. Comincia a infastidirci, Signore, quando noi vediamo qualcosa di sporco. Comincia a infastidirci, Signore, quando noi vediamo le prostitute per strada. Comincia a infastidirci, Signore, quando noi vediamo i bambini, Signore. Quando noi vediamo i bambini maltrattati, comincia a infastidirci, Signore.
E manda-te, Senhor, per restaurare queste braccia, Gesù. Manda-te, Signore, per restaurare queste mura, Gesù. Manda-te, Signore. Comincia a infastidire, Signore. Comincia a infastidir-te, Signore. Ma, Signore, che la tristezza, che i risi, che quelli che zombano di noi, Signore, non siano capaci di fermare l'opera che il Signore ha cominciato, Signore, in noi. Che quello che zombano di noi, Signore, non siano capaci di fermare, Signore, quella opera che il Signore ha cominciato in questa chiesa. Che quello che zombano, Signore, di noi non possano, Signore, fermare l'opera che il Signore ha cominciato nella nostra casa, nei nostri figli, nella nostra famiglia, nel nostro matrimonio, Gesù. Che quelli che zombano di noi dicano: ormai è perso. Non siano capaci, Signore, di distruggere, Signore, quello che ci ha mandato andare e fare e ricostruire, Gesù. Signore, ogni distrazione oggi, Signore, ogni distrazione, Signore, che ci conducano lontano, Signore, dalla costruzione, ogni distrazione che ci distrae, Signore, ogni distrazione che ci chiama, Signore, noi andiamo, ogni distrazione che ci muovono lontani, Signore, dalle mura rotte, Signore, da dove noi dobbiamo essere, Signore, siano distrutte, Signore. E che noi non possiamo essere soltanto persone che pregano, ma persone che vegliano, Signore. Vegliano contro il nemico, vegliano contro quello che il nemico sta cercando di fare, vegliano contro quello che il nemico sta cercando di alzare, vegliano contro quella distrazione che il nemico sta facendo contro la tua chiesa e contro questa nazione, Gesù. Perché se il Signore ci ha messo qua, Signore, non è per essere fastidiosi, ma essere infastiditi di un'opera più grande che il Signore ha per noi. Signore, quest'anno, Signore, noi decretiamo, Signore, una costruzione solida, una costruzione straordinaria. Noi decretiamo, Signore, che quello che hanno cominciato a costruire un matrimonio solido continueranno, Gesù. Noi decretiamo, Signore, che quello che hanno costruito una famiglia solida, Signore, continueranno, Gesù, e non guarderanno quello che le internet dicono, che ormai basta. Signore, che la tua chiesa possa essere una resistenza forte, che noi possiamo essere e avere una resistenza forte, Gesù, che noi possiamo veramente alzarci, Signore, e sentire il dolore di coloro che soffrono, che noi possiamo alzarci, Signore, e sentire, Signore, il dolore di coloro che non ci conoscono, Signore, che noi possiamo alzarci, Signore, e sentire il privilegio di avere te, Signore, che noi possiamo capire, Signore, chi siamo e perché siamo messi qua. Signore, non facci essere permalosi, Signore, per ogni cosa, Signore. Guarisci il nostro cuore, Gesù. Guarisci la nostra anima, Signore. Facci essere uomini e donne posizionati alla tua presenza, Gesù. Chiudi ogni breccia del nostro cuore oggi, Gesù. Comincia in noi, Gesù. Comincia in noi, Gesù. Comincia in noi, Gesù, chiudendo le brecce del nostro cuore. Comincia in noi restaurando le mura, le strutture spirituali, Signore, della nostra vita. Comincia, Signore, ancora una volta, alzandoci, Signore. Comincia, Signore, ancora una volta posizionando-ci, Signore. Comincia ancora una volta, Signore, facendo ricordare delle promesse che il Signore ha fatto per noi e che il Signore non le ha dimenticate. Forse noi ci siamo dimenticati, ma il Signore non si è dimenticato, Signore. Il Signore è ancora disposto a costruire in noi. Il Signore è ancora disposto a costruire qualcosa di straordinario nella nostra vita. Il Signore è ancora disposto a restaurare la casa caduta. Il Signore è ancora disposto a alzare le mura.
Il Signore è ancora disposto a costruire le porte. Il Signore è ancora disposto a tappare le breccia. Forse tu ti sei dimenticato, ma il Signore non l'ha dimenticato. E il Signore è disposto oggi. Sono sul tuo altare, Gesù. Espírito Santo, cantiamo questo insieme. Hai visto mio cuore rotto, hai versato il tuo oro nelle mie crepe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi vedi macerie, ma terra su cui costruire, pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. Cantiamo dall'inizio ancora una volta, cantiamo dall'inizio, hai visto? Hai visto il tuo oro nelle mie crepe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi macerie, ma terra su cui costruire, pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. E ora? Ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Hai preso, hai preso. Hai preso Tutte. tutte le pietre che ti ho lanciato contro e ne hai fatto qualcosa Di nuovo. nuovo, hai poi messo il mio nome. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. E ora? E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia Ancora, con ancora, forza e ora, e ora. e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. Ancora, e ora? E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me.
brucia forza in me. e Ora sono tutto altare. Il tuo fuoco consuma l'impatto del mio cuore, brucia con forza in me. Tu puoi celebrare il Signore, celebra il Signore, celebra il Signore, celebra. Noi celebriamo il tuo nome Gesù perché tu hai cominciato un'opera grande nella nostra vita e tu la compierai e tu la finirai Gesù e tu la finirai Gesù. Noi celebriamo il tuo nome Gesù, noi celebriamo la grandezza del tuo nome, noi innalziamo il tuo nome Gesù, noi innalziamo il Dio di Israele, noi innalziamo il Dio tremendo come ha chiamato Neemia, al mio Dio che è tremendo. Noi innalziamo il tuo nome Gesù, noi innalziamo il tuo nome Gesù, noi innalziamo il tuo nome Gesù, in nome di Gesù, noi innalziamo il tuo nome Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Qualcuno può girarti e dar um abraço dietro di te, per favore, Samara? Alleluia. Noi innalziamo il tuo nome, Gesù. Sandrinha. Sandrinha. Amém. Amém? Amém? Ci stiamo ancora 2 minuti in questa presenza. Alleluia.
ti adoriamo, Gesù. Amém. Potete accendere le luci. Glória a Dio. Amém? Amém? Dobbiamo celebrare adesso perché questa settimana tante persone bellissime hanno fatto compleanno. Chi ha fatto compleanno questa settimana? Compleanno di matrimonio? Ah no, ok. Goia. Ho bisogno di qualcuno. Ho bisogno di presbítero Giacomo, vieni qua. Vieni Goinha, vem. Lá, olha, guarda. Si nascondeu. Vieni qua Giacomo e pregare per noi perché il mio compleanno è stato questa settimana anche, quindi non posso pregare, preciso benedici me stessa. C'è qualcun altro? C'era qualcun altro? Ah, c'è... A Sueli. C'è lá dentro, sim? Chi vai prendere un bambino lá dentro? Sim, Lorenzo. Amen. Alziamo le nostre mani verso di loro e preghiamo in questo momento. Padre Santo, in questo momento ti presentiamo i tuoi figli e i tuoi figli davanti a te, Signore, che hanno compiuto gli anni. E ti preghiamo, Signore, affinché questo nuovo anno che tu hai concesso loro sia un anno di gioia, di allegria, dove possono vedere, Signore, le tue promesse compiersi nelle loro vite, vedere il tuo agire nelle loro vite, che sia un anno fantastico, bellissimo, dove loro possono vedere grandissime cose accadere, che tu possa, Signore, benedire le loro case, le loro famiglie, Signore, i loro ministeri, e che la tua gloria, Signore, possa scendere nelle loro vite in modo sovrannaturale, che il tuo nome possa essere glorificato per mezzo di ciò che tu farai in quest'anno nelle loro vite. Nel nome di Gesù, amen. Amém? Adesso chi si ricorda come si fala fine? Ah, il pastore Enrico non c'è oggi, non so se avete notato che non c'è. È perché lui è con dei pastori a Napoli, è partito ieri mattina e sarà fino a lunedì sera lì con un raduno di pastori napoletani. Tornerà portando tanti dolci, spero. Amém? E allora che il Signore benedica la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra settimana e tutto ciò che faremo. E in quanti siamo? Noi siamo uno.